buongiorno ai titoli. La Corte dei Conti indaga sulla gestione delle risorse di Agrigento, capitale della cultura. Sotto osservazione i fondi destinati alle iniziative per la promozione, l'organizzazione e l'attuazione del programma. Blitz nazionale contro la criminalità giovanile. In Sicilia coinvolte 4 province, a Catania 3 arresti, c'è anche un minore. Politica e mafia, l'arresto di Giuseppe Castiglione e le ripercussioni all'Ars e al comune di Catania. Da Bagheria a Casteldaccia, tutti in marcia contro la mafia, alta l'adesione di studenti e associazioni. Tragedia sfiorata a Messina per una frana in via Polveriera, uno smottamento provoca la caduta di massi e un palo della luce. A Catania multe nei quartieri di Montepoio e Librino per abbandono selvaggio dei rifiuti. Alcune telecamere installate dal comune sono state vandalizzate anche a colpi di pistola. Calcio, il Palermo al lavoro in vista della gara interna contro il Brescia per inseguire la continuità in Serie C tra infortuni e squalifiche e rebus formazione per il Catania contro il Foggia. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Dunque Agrigento, capitale della cultura 2025, la Corte dei Conti avvia un'indagine sulla gestione delle risorse destinate alla promozione, organizzazione e attuazione del programma. Sentiamo Davide Sardo. Vari puntati sulle risorse destinate ad Agrigento, capitale della cultura. Sono quelli della sezione di controllo della Corte dei Conti per la regione siciliana, che ha deciso di avviare un'indagine sui fondi destinati alle iniziative per la promozione, l'organizzazione e l'attuazione del programma. Una decisione che fa riferimento, sottolinea il testo, alla circostanza che è in corso di deposito e pubblicazione la delibera della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2025, la quale contempla espressamente il controllo di sana e buona gestione sugli ambiti di amministrazione finanziaria, contraddistinti dalla rilevanza degli interessi economici per la crescita e lo sviluppo socioculturale delle comunità territoriali. I giudici contabili hanno disposto che a cura del servizio di supporto della sezione di controllo copia della pronuncia sia trasmessa al Presidente della Regione siciliana, all'Assemblea regionale siciliana, all'assessore regionale alla cultura, al Sindaco di Agrigento, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Fondazione Agrigento, Capitale della Cultura Italiana 2025, nonché al Collegio dei Revisori del Comune di Agrigento. Copia della deliberazione è inviata per conoscenza al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Interno. I carabinieri di Trapani e della sezione criptovalute del Comando di Roma hanno arrestato e posto ai domiciliari 3 persone accusate di estorsione, truffa, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. Gli indagati hanno commesso 50 estorsioni, 60 truffe con il metodo del love scam, cioè con raggiri attraverso fittizie relazioni sui social network. Si facevano inviare del materiale multimediale dal contenuto sessualmente esplicito e poi ricattavano le vittime di diffondere foto e video. C'è stato un maxi blitz in tutta Italia contro la criminalità giovanile. In Sicilia coinvolte 4 province, a Catania 3 arresti, tra questi c'è anche un minorenne. Simona Mazzona. 60 maggiorenni e 13 minorenni arrestati per reati contro la persona, compreso il tentato omicidio. Altri 142 giovani denunciati per ricettazione, possesso di armi e droga, tra loro 29 minori. Sono alcuni dei numeri del Maxi Blitz partito in tutta Italia contro la criminalità giovanile e che in Sicilia ha coinvolto 4 province. A Catania arrestati 3 giovani, 2 maggiorenni di 33 e 26 anni per spaccio nei quartieri rispettivamente di San Giorgio e San Cristoforo e un minore di 17 anni per detenzione di armi clandestine e munizioni. A Palermo gli agenti hanno setacciato le piazze Vittorio Veneto e Don Bosco e quella limitrofa al centro commerciale Forum. A Messina controllati giovani in diverse zone del centro cittadino, tra cui le piazze Cairoli, del Popolo e Unione Europea e in alcuni rioni della città, e infine Caltanissetta. I poliziotti hanno sequestrato gioielli e cellulari rubati, armi, droga e individuato 600 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica
anche contro appartenenti alle forze dell'ordine. Controllati 150 immobili, di cui 2 istituti scolastici e 23 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, ma anche diversi luoghi di aggregazione, giardini e piazze della Movida, e perquisiti circa 13.000 giovani, di cui 3.000 minorenni. Recuperati anche oggetti rubati, tra cui collane d'oro, cellulari e 50.000 euro in contanti. Sequestrate 8 pistole, un fucile a canne mozze, altre armi e munizioni, e diversi chili di droga tra cocaina, cannabinoidi, eroina e ecstasy. Molti dei giovani sono stati individuati anche grazie agli stessi autori dei reati che si sono autopubblicizzati sul web durante risse e danneggiamenti, furti e spaccio, persino durante un tentativo di omicidio. Potrebbe avere ripercussioni non solo all'ARS ma anche al Comune di Catania l'arresto del deputato regionale Giuseppe Castiglione, e non solo, sono conseguenze giudiziarie. Sentiamo Manlio Viola. Rischia di essere un vero e proprio terremoto politico la vicenda di Giuseppe Castiglione, il capogruppo degli autonomisti e popolari all'ARS, arrestato 2 giorni fa dai carabinieri del ROS perché è accusato dalla DDA di Catania di aver stretto nel 2022 un patto elettorale con le cosche. Castiglione ieri si è difeso nell'interrogatorio di garanzia e il suo avvocato ha preannunciato ricorso al Tribunale della Libertà, ma nel frattempo la Commissione regionale antimafia, di cui è componente, ha avviato le procedure per la decadenza dall'incarico. Questa mattina invece è stata avviata dalla presidenza dell'ARS la procedura per la valutazione dell'impedimento. Si chiama tecnicamente così, infatti, il percorso tecnico giuridico che porta alla sospensione o alla decadenza da deputato regionale per l'indagato. Bisognerà attendere l'arrivo delle carte dalla procura e con questa la commissione verifica poteri si riunirà e proporrà all'ARS la decadenza o più probabilmente la sospensione e la surroga in attesa del processo. Con la sospensione di Castiglione le porte del Parlamento si aprirebbero per il primo dei non eletti e il posto toccherebbe ad Alessandro Porto, attualmente assessore comunale alla Polizia Municipale, Viabilità, Protezione Civile e al decentramento del Comune di Catania. Ma l'incarico è provvisorio. Se Castiglione dovesse essere scagionato in qualche modo prima della fine della legislatura, Porto dovrebbe restituirgli il seggio. Una situazione che crea incertezza per effetto di una legge spesso considerata incostituzionale, ma mai impugnata davanti ai giudici della Consulta. I tempi comunque non sono celeri e Castiglione ha già fatto sapere che intende dimettersi da capogruppo e dagli incarichi in commissione. Diversa invece è la situazione che riguarda lo scranno di Sala d'Ercole ed è proprio lì che si annidano le incertezze. La marcia antimafia a Bagheria Casteldaccia, dove cittadini onesti e associazioni continuano a ribellarsi a Cosa Nostra, una giornata di festa, partecipazione e riflessione. Marco Gullà. Una massiccia adesione alla 42esima marcia antimafia Bagheria Casteldaccia. In tanti questa mattina hanno partecipato al lungo corteo per dire no alla mafia, alla droga e alla corruzione, corteo promosso dal Centro Studi Pio La Torre. Un'edizione alla quale hanno aderito numerose realtà del mondo istituzionale, associativo, scolastico e sindacale. Presenti anche i comuni del comprensorio, la Commissione regionale antimafia, le consulte giovanili e poi le fondazioni e ovviamente i singoli cittadini. Ha sconfitto la mafia stragista, ma non tutta la mafia, che uccide, continua a uccidere con la droga, con la repressione, con l'estorsione, con mettere in discussione il sistema democratico del paese e la libertà dei cittadini. 42 anni fa, la rivolta di cittadini e associazioni contro le stragi di mafia. La mafia non è soltanto memoria, ma è testimonianza del presente. Un paio di giorni fa anche qui a Bagheria ci sono stati degli arresti per mafia e per questo ringrazio le forze dell'ordine e la magistratura. Noi dobbiamo alzare sempre di più l'asticella. A sfilare anche il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici. Abbiamo il compito di promuovere tutto ciò che serve a creare le condizioni di una reattività dell'opinione pubblica. A Messina, tragedia sfiorata per una frana in via Polveriera. Uno smottamento provoca la caduta di massi e di un palo della luce. Sentiamo Francesco Triolo. Questione di secondi, come si vede dalle immagini di una videocamera di sorveglianza, di attimi. Poteva finire in tragedia se quell'auto fosse passata un istante dopo. Erano le 11:30 in via Polveriera a Messina quando è venuto giù tutto un pezzo di costone.
Un pericoloso smottamento che ha provocato la caduta di massi e piante, oltre ad un palo della pubblica illuminazione su un'arteria parecchio trafficata, bloccando una zona ad alta densità abitativa nel quartiere di Bisconte. Lì c'è il campo sportivo Marullo, dove giocano tante squadre dilettantistiche giovanili, c'è una scuola, tante palazzine. Sul posto, vigili del fuoco, protezione civile, polizia municipale ed i tecnici di AMAM per verificare una possibile perdita d'acqua in quella zona proprio a ridosso della frana, ed infatti proprio la presenza di una perdita d'acqua da un tubo privato potrebbe essere stata la causa del dissesto. Stanno accertando quali sono le cause di questo cedimento, perché non piove da giorni, quindi è difficile evitare uno scivolamento di questo tipo alle piogge. Quindi i vigili del fuoco, l'AMAM stanno facendo gli opportuni sopralluoghi per verificare la causa e poi si capirà la motivazione. È chiaro che se ci sono perdite di acqua vanno sempre contenute per evitare appunto di queste situazioni. La strada è stata liberata nel pomeriggio, ma proseguono i sondaggi per eventuali ulteriori rischi su quel costone, in particolare per un'abitazione in cima per la quale si sta verificando, anche se esistono ancora le condizioni di sicurezza. L'ARS ha approvato il disegno di legge che contiene le modifiche concordate con Roma per superare i profili di incostituzionalità rilevati dal Consiglio dei Ministri, che avrebbero portato a una impugnativa. 19 voti favorevoli, 20 gli astenuti, nessun contrario. Tra le norme contenute nel DDL tecnico c'è anche quella che prevede l'assunzione delle donne e degli orfani delle vittime di violenza di genere. Adesso maxi multe a Catania, nei quartieri di Monte Po e Librino, per abbandono selvaggio dei rifiuti, nonostante alcune telecamere del comune di Catania siano state vandalizzate anche a colpi di pistola. Anche ad Agrigento non va meglio, perché ci sono state 20 persone denunciate. Sentiamo, sempre per abbandono dei rifiuti ovviamente, Desiree Ferlito. A Catania, vandalizzate a colpi di pistola le telecamere di videosorveglianza installate dal comune per contrastare la lotta all'abbandono dei rifiuti. È successa a Largo Favara, nel rione di Monte Po, dove nei giorni scorsi 2 persone sono state denunciate per conferimento illecito con conseguente sequestro dei mezzi. Un quarantenne è stato sorpreso alla guida di una moto Ape senza targa, senza assicurazione e sprovvista di revisione, ma stracolma di spazzatura di ogni genere. L'uomo, estraneo all'atto vandalico, era sprovvisto anche della patente di guida. Per questo motivo è stato deferita all'autorità giudiziaria e sottoposta a sanzioni per circa 10.000 euro con sequestro del mezzo. Stessa sorte in via Bonaventura a Librino per un cinquantenne già noto per essere recidivo alla sezione ambientale della polizia locale, che viaggiava con un carico di rifiuti illeciti. In questo caso è stata combinata una multa di 9.000 euro, anche perché guidava senza avere mai conseguito la patente e senza averne effettuato la revisione del mezzo. Negli ultimi giorni il Comune di Catania ha incrementato la lotta all'abbandono dei rifiuti, con una maggiore presenza di uomini sul territorio. Anche Agrigento, capitale della cultura 2025, è alle prese con l'abbandono selvaggio dei rifiuti. Sono 20 le persone denunciate dalla polizia nell'attività di controllo del territorio, eseguite per fronteggiare l'indecoroso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, spiega in una nota il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo. Le persone individuate sono state raggiunte da decreti penali di condanna in corso di notifica per una contravvenzione media di 2.500 euro a testa. Diminuiscono gli infortuni ma aumentano i morti per gli incidenti sul lavoro. Sono i dati dell'Osservatorio Provinciale per la Prevenzione degli Incidenti sui Luoghi di Lavoro, appunto, che si è riunito alla Torre Biologica dell'Università di Catania. Eva Spampinato. Abbiamo avuto in Italia l'anno scorso con infortuni sul lavoro dai dati INAIL 1090 infortuni mortali, a Catania abbiamo avuto 18 infortuni mortali l'anno scorso e 7300 circa infortuni non mortali. Questi numeri non parlano solo di statistiche, ogni punto percentuale in più è una vita spezzata, una famiglia distrutta. Per questo torna a riunirsi l'Osservatorio Provinciale per la Prevenzione degli Incidenti sui Luoghi di Lavoro e lo fa tra gli studenti dell'Università di Catania alla Torre Biologica. Sono diminuiti gli infortuni, ma sono aumentati quelli che sono i decessi proprio per gli infortuni. Anche il nostro territorio non è esente da questo. Il ruolo dell'osservatorio non sarà risolutivo, ma vuole mettere insieme e coordinare i lavori sul tema, accendere i riflettori sul fenomeno grazie a 3 tavoli di lavoro, sulla prevenzione, sui settori a rischio e sulla prevenzione nelle attività lavorative delle donne.
per avere un quadro del completo un po' di quelli che sono i settori più a rischio. Allora la direttore dell'INAIL ha individuato come settore più a rischio, laddove si sono verificati più incidenti, il settore dei rifiuti. La prevenzione è la chiave, investire sulla formazione e promuovere una cultura della sicurezza anche tra i giovani può ridurre gli incidenti di domani. La formazione oggi rischia di non essere efficace, non è vero che non se ne fa formazione, di quantità della formazione ce n'è, ma la formazione deve diventare efficace, cioè deve riuscire a incidere sui comportamenti, sulle procedure, sull'organizzazione aziendale della sicurezza. Questa è una delle più grandi criticità del sistema nazionale della sicurezza. L'ASP intanto annuncia nuove assunzioni, saranno 49 i nuovi ispettori, tecnici per le attività di controllo e prevenzione, e incominceranno il loro lavoro tra poche settimane. Una breve pausa, poi gli stalli blu a Catania, che sono quelli riservati al parcheggio a pagamento. Vedremo com'è andata. A Catania multe agli automobilisti in sosta sugli stalli blu scoloriti o inesistenti alle ciminiere. In realtà fa fede la segnaletica verticale, ma un po' di buonsenso non guasterebbe. Tonino De Mana. Ce n'è poco e di dipinto ancor meno, tanto da ingannare gli automobilisti che poi si ritrovano con una bella multa sul parabrezza. È successo a Catania, in piazza Rocco Chinnici, davanti al complesso fieristico delle Ciminiere. È qui che l'ignaro automobilista è incappato nella sanzione con la seguente dicitura: sostava irregolarmente senza esporre il biglietto orario di pagamento. Diciamo subito che il codice della strada e le recenti pronunce della Corte di Cassazione stabiliscono che, in presenza di strisce sbiadite, scolorite o cancellate del tutto, fa fede la segnaletica orizzontale posta all'inizio della strada. In questo caso, come si vede dalle immagini, il cartello è presente, resta il fatto che le strisce blu andrebbero tinteggiate per renderle visibili. Di fatto, ampi tratti, specie nel lato est del piazzale, risultano inesistenti per la presenza del nuovo bitume posto in corrispondenza di alcuni lavori di scavo. È assurdo prendere un verbale così e senza avere spiegazioni da parte di AMTS, ha commentato l'automobilista verbalizzato. Speriamo che i soldi della multa servano a qualcosa, magari a comprare un po' di vernice blu per rifare le... L'attore Alessio Boni sul palco del Teatro Garibaldi di Modica con Iliade, il gioco degli dei. Veronica Barbarino. Atena! Tesoro! Bello mio! Per fortuna che siete arrivati, non ne posso più di vostra madre. Non sono la loro madre. Tra risate e dramma, musiche dai toni della tragedia e balli, prosegue la stagione teatrale promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica con Iliade, il gioco degli dei. In una riscrittura liberamente ispirata al capolavoro di Omero, lo spettacolo vede protagonista in scena l'attore Alessio Boni, in uno Zeus dimesso, fedifrago e smemorato. Accanto a lui la moglie Era, la figlia Atena, ma anche Patroclo, Apollo, Ettore, una selva di dei e semidei tornati dal passato. Il mito greco, in cui il successo e la gloria dominano incontrastati, sul palco per raccontare un mondo antico che si riflette nel nostro presente. Diciamo sempre che i classici sono attuali. Credo che siamo noi che abbiamo fatto un passo indietro e siamo ritornati a 2800 anni fa, sono solo cambiate le modalità, no? Abbiamo dei computer, abbiamo il cellulare, abbiamo dei missili stratosferici. Tutto quello che c'era scritto da Omero si ripercuote nei giorni nostri. Là si usciva da una peste ed si entrava nella guerra delle guerre. Gli dei si divertivano a giocare con gli umani. 3000 anni dopo siamo usciti da una pandemia. Ci sono più guerre in questo globo. I potenti, invece degli dei, gli oligarchi, tirano le fighe di questi poveri disgraziati. Dietro marionette con armature, scudi e mascheroni, le gesta degli eroi omerici accompagnano lo spettatore in un viaggio nella propria coscienza, alla ricerca della libertà di dire oggi no all'orrore. Sono venuta a calmarti. Impossibile. Una breve pausa e poi il calcio con Catania e Palermo. Eccoci al calcio, troppe assenze in vista di Catania-Foggia, squalifica di 2 giornate, ma la società annuncia ricorso. Tonino De Mana. 3 squalificati nel Foggia, 2 nel Catania, che però deve fare i conti con un'infermeria affollata
Tanto da mandare su tutte le furie anche il vicepresidente Grella. Domenica al Massimino si trovano di fronte due squadre affamate di punti ed entrambe in corsa verso un piazzamento play-off, obiettivo minimo stagionale. Facile attendersi una gara senza troppi calcoli, con gli uomini di Mimmo Toscano chiamati al successo dopo 2 pari consecutivi, Casertana ed Altamura, che hanno raffreddato l'entusiasmo derivato dalla vittoria sul Monopoli. Dopo una serie di colloqui e discussioni animate che hanno riguardato anche la gestione degli infortunati, il Catania sa di non poter più sbagliare, con la tifoseria che da troppo tempo lancia segnali di insofferenza nei confronti di squadra, tecnico e dirigenza. Ancora una volta formazione condizionata da infortuni e squalifiche, con la società etnea che non ha gradito i turni di stoppa a stoppa dopo il cartellino rosso discusso e discutibile rimediato dall'attaccante nel convulso finale di Altamura. Immagini che non sembrano chiarire del tutto l'oggetto della contestazione, ovvero un presunto fallo di reazione ai danni di un avversario. La società ha comunicato di aver depositato richieste di accesso agli atti ufficiali di gara in funzione di un possibile ricorso avverso la squalifica. Stoppa, che ha ricevuto un'ammenda di 300 euro, salterà certamente il Foggia, per il Latina si vedrà. Fermati dal giudice sportivo anche Ierardi e i foggiani Felicioli, Parodi ed Emmauso, quest'ultimo ex di turno. Prosegue la marcia del Palermo verso la gara di domenica al Barbera contro il Brescia. Squalificato Brunori si candida per una maglia da titolare l'Eduaron. Marco Gullà. Continuità è quella che ricerca il Palermo per le prossime partite prima della sosta di marzo. Dopo la vittoria a Cosenza, rosanero che vogliono proseguire sulla strada tracciata. Domenica al Barbera arriverà il Brescia. Torneranno a disposizione di Dionisi Ceccaroni e di Achite, ma non ci sarà Brunori, squalificato. Il primo indiziato a prendere il posto del capitano rosanero è l'Eduaron, autore di 4 gol ma uscito fuori dai radar dopo l'arrivo di Poyampalo. Altra opzione sarebbe quella di vedere Di Francesco al posto di Brunori, lasciando ancora l'Eduaron in panchina. L'ex Sassuolo però è in cerca della forma migliore e in questo 2025 ha giocato davvero pochissimo. Toccherà quindi a Joel Poyampalo reggere l'attacco rosanero. Yeah, it's going to be a difficult match at home against Brescia. With all the respect, of course, Brescia has maybe a little bit different quality than Cosenza, and it will not be an easy match, and we need to prepare ourselves well for that. And as said, we always, when we go home, we want to win, and this is the target for every game. Brescia in piena crisi, alle prese con difficoltà sia societarie che sportive. Il club lombardo sta vivendo un periodo di forte instabilità. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Vi lascio la rassegna stampa, oggi curata da Marco Carli. Grazie per l'ascolto e buona giornata.